Diciamoci subito la pura verità. Questo virus ci ha rotto il cazzo, questo nemico invisibile. Mi rimane una curiosità. Di fronte a un nemico visibile, tangibile, e penso ai nostri partigiani, no? Che si armarono e andarono sulle montagne. Quanti di voi sarebbero disposti a prendere il fucile, le armi e combattere? Ecco, questa è una chiamata alle armi, ma non contro altre persone, contro un nemico che si annida invisibile dentro di noi. A giro vedo molti piagnistei, disperazione, rassegnazione. È sbagliato. Dobbiamo essere reattivi. Usiamo questo momento per pianificare il nostro futuro e renderlo più bello. Ma intanto affrontiamo questo nemico non con paura o rassegnazione. Come diceva sempre mio nonno, con il cingiritto. Non mi rompere i coglioni. Se ti avvicini a me sono cazzi tuoi. Attenzione. Quindi questo è un invito alle armi, ma non per uccidere le altre persone, le nostre armi interiori, per salvare noi stessi. Tira fuori il coraggio, tira fuori l'allegria, tira fuori la gioia di vivere. Non è difficile. Concentrati sulle cose che ti piacciono, le cose che ti fanno sorridere. Dentro ognuno di noi c'è una grande forza, una grande energia, capace anche di risanarci. Ne sono assolutamente convinto. Ti invito a cercarla, a non contrastarla. Evita di avere paura. Evita, che comunque, ribadisco, prima o poi moriremo tutti. E come vogliamo morire? Con paura? Con rassegnazione? Con disperazione? Oppure con la spada in mano di quello che non si è mai arreso? Mai. Viva l'Italia!